C'è chi fotografa la reliquia con il telefonino, chi si ferma a pregare e chiede una guarigione o un miracolo, chi ancora bacia il reliquiario con un atto di devozione. È un continuo via vai di gente nella chiesa dell'ospedale di Castelfranco. Per la prima volta l'arrivo di Santa Bernadette in città ha richiamato una grande folla di fedeli, così come nel resto della Marca in questo weekend di ostensione. La preghiera è continua all'interno della cappella, anziani, persone malate, ma anche giovani e bambini devoti alla pastorella che vide apparire la Madonna. Io chiedo solo salute e fede, tanta fede. La mia salute perché non è per niente buona. C'è chi non ha mai potuto visitare la grotta di Lourdes. Non siamo mai stati a Lourdes, per cui è stata un'occasione per poter pregare questa santa che interceda presso la Madonna, che ci aiuti un pochettino, insomma. E chi con l'Unital si è portato i malati nella località francese ed è diventato devoto alla santa. Ho un ricordo meraviglioso che sono stata a Lourdes e allora sono venuta appunto per ringraziare. Vado ogni anno e credo lei in tutta la vita e penso che tutti quanti siano qua per questo motivo qua, insomma. Ha cresciuto molto la mia fede e sono contento che ci sia stata nel mondo Santa Bernardetta. C'è chi è arrivato addirittura dall'estero per chiedere una grazia. Sono venuta da Melbourne, Australia, allora è un grande onore essere qui a partecipare a questo evento. E nel pomeriggio la reliquia è stata portata a Riese Pio X. Arrivati all'ospedale e anche qui c'era una folla grandissima, una partecipazione veramente di questa santa, semplice e purtroppo anche avendo visto la Madonna non è che abbia avuto il miracolo, anzi ne ha avuto di sofferenze.